Top 500 è un progetto consolidato che abbiamo in collaborazione tra il Dipartimento di Management, PwC e il gruppo editoriale Atesis. È un progetto che è nato 14 anni fa a Verona con il cosiddetto inserto bilanci, quindi abbiamo iniziato ad analizzare le performance delle aziende veronesi. L'anno successivo abbiamo iniziato anche ad analizzare la provincia di Vicenza e negli ultimi anni si sono aggiunte anche la provincia di Brescia da 3 anni e Mantova, che è la novità di quest'anno. Il progetto quindi mira analizzare e fotografare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle aziende più grandi di queste province. Le top 500 di Verona ci indicano, con riferimento ai bilanci 2022, che sono gli ultimi disponibili, che nell'anno 22 le aziende hanno visto crescere molto il fatturato in maniera analoga a quanto era successo nell'anno precedente, circa un 17-18%. Il dato positivo è che sono cresciuti molto, anzi anche di più, i margini delle aziende. Si va verso un progressivo consolidamento, un miglioramento delle performance dopo l'anno 2020, che era stato ovviamente un anno difficile. Un aspetto invece negativo che si è evidenziato in quest'anno è l'incidenza degli oneri finanziari. I tassi di interesse sono cresciuti dalla metà dell'anno 2022 e questo si è visto parecchio negli eventi di presentazione che da sempre accompagnano anche l'uscita del giornale. Abbiamo voluto fare una fotografia prima di tutto quello che è successo, quindi Covid, guerre, problematiche varie, fino all'ultimo anno disponibile di bilanci. Emerge che la crescita c'è stata in questo triennio, un 15% per le piccole e un 30% per le medie e le grandi. Dato positivo però è che anche appunto i margini sono cresciuti molto, soprattutto per le piccole, più di quanto non sia fatto per le grandi. I dati delle aziende vicentine sono analoghi ai dati di trend delle aziende veronesi, quindi anche su Vicenza abbiamo riscontrato nel 2022 una crescita importante del fatturato, accompagnata da una crescita importante dei margini, anche superiore a quella del fatturato. Quindi anche lì le aziende sono riuscite a efficientare oltre che ad ampliare il giro d'affari. Lo stesso positivo riscontro anche in termini di patrimonializzazione e crescita degli investimenti. Altro dato che abbiamo riscontrato in entrambe le province è un aumento della posizione finanziaria netta, che però è dovuto più ad una riduzione della liquidità in circolazione che un aumento dei debiti. L'altro aspetto poi caratterizzante è questo discorso degli oneri finanziari, che sono cresciuti molto in tutte le province.